Allora, la nostra offerta formativa è composta innanzitutto da 3 indirizzi scolastici: accoglienza turistica, sala e cucina. Noi cerchiamo di valorizzare i ragazzi, di avere un certo tipo di atteggiamento, un atteggiamento positivo nei confronti dei nostri ragazzi, dare una certa professionalità. Per noi il Maffioli è uno unico, pur avendo tante sedi, pur avendo tante succursali. Per noi i Maffioli sono i ragazzi, sono le loro competenze, le loro capacità, il loro modo di lavorare, il loro modo di apprendere. Allora, nella nostra scuola ogni alunno è importante, è fondamentale. Noi siamo un liceo e offriamo l'indirizzo classico, linguistico, scientifico ordinario, ovvero quello con il latino, scienze applicate, cioè lo scientifico senza il latino con l'informatica, e liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale. La nostra è una scuola in cui veramente i singoli alunni fanno la differenza, c'è l'attenzione per tutti, infatti se non si capisce qualcosa c'è sempre l'opportunità di fare degli sportelli con gli insegnanti, i corsi di recupero sono organizzati all'interno della scuola e partendo e studiando la tradizione guardiamo verso l'innovazione futura sempre mettendoci un sacco di passione. Allora, il nostro istituto propone dei corsi di formazione liceali in ambito economico e in ambito scientifico. Da anni ci siamo orientati su una formazione di tipo internazionale, attivando all'interno della struttura dei percorsi a doppio diploma italo-americano e a percorsi a doppio diploma italo-britannico. Di fatto una delle caratteristiche di base resta l'apprendimento linguistico accanto ad un'organizzazione didattica diversa rispetto alle attività ordinarie. Allora, la nostra didattica si organizza attraverso attività di tipo modulare, ogni giornata si articola in 3 moduli di lezioni di 2 ore ciascuno. Allora, il Liceo Veronese propone 4 indirizzi: il Liceo delle Scienze Umane ed Economico-Sociale, che sono gli storici, poi il Liceo Linguistico e il Liceo Artistico, indirizzo Architettura e Ambiente. È una scuola molto accogliente che prepara i ragazzi un po' a capire la realtà del mondo attuale, anche con molte attività, diciamo, complementari di ampliamento dell'offerta formativa. Allora, il Liceo Levi di Montebelluna propone un liceo classico con la storia dell'arte in tutti e 5 gli anni, un liceo scientifico tradizionale con una sezione settimana corta e una col bilinguismo di lingua tedesca, l'opzione del liceo scientifico a indirizzo sportivo e l'opzione del liceo delle scienze applicate, sempre con una sezione settimana corta e una sezione con il bilinguismo. Offre poi moltissime attività pomeridiane e a partire dal giornalino, dal laboratorio teatrale, da corsi di lingua, e è una scuola molto attiva proprio anche nelle offerte extrascolastiche. L'Istituto Superiore Verdi di Valdobbiadene presenta al suo interno vari corsi, 3 licei: scientifico, scienze applicate e linguistico, istituto tecnico meccanico, istituto tecnico turismo e professionale agrario. E la nostra scuola si caratterizza per l'inclusività, cerchiamo di essere inclusivi verso tutti gli studenti, di dare un'offerta formativa che sia adeguata alle richieste del territorio anche. Allora, la nostra è una scuola di formazione professionale della durata di 3 anni che dà la possibilità agli studenti di ottenere un attestato di qualifica spendibile in tutto il comparto europeo, con la possibilità anche di conseguire un 4º anno che dà la possibilità di ottenere la specializzazione. Vendite, servizi alle imprese, turistico e acconciatura. Diciamo che già dal 2º anno si può effettuare uno stage della durata di 3 settimane e al 3º anno si incrementa la durata dello stage, che è di 5 settimane. Quindi i ragazzi entrano direttamente nel mondo del lavoro già a partire dal 2º anno. Siamo lo Scotton di Bassano e di Breganze e principalmente è un istituto con indirizzo professionale, poi c'è anche l'istituto tecnico a Breganze. A Bassano ci sono vari settori, c'è il settore del legno, quindi mobili, sostanzialmente costruzione di mobili, poi c'è il settore meccanico, produzioni meccaniche, e poi c'è il settore di manutenzione elettrico-elettronica e in parte anche termoidraulica. Mentre se andiamo a Breganze c'è il settore della meccanica manutenzione, poi c'è il grafico, che è sia istituto tecnico sia istituto professionale, e poi abbiamo ancora il sociosanitario, che è un professionale, e il settore della moda, quindi modellista.
Allora, la nostra scuola è un istituto agrario e da sempre cerchiamo di qualificare i ragazzi come sentinelle dell'ambiente, per cui le nostre attività mirano ad una conoscenza del mondo agricolo, del mondo ambientale, del mondo forestale, ma sempre con l'attenzione alla salvaguardia dell'ambiente. Per cui i nostri ragazzi seguono un percorso formativo articolato e complesso a seconda poi delle scelte che fanno, soprattutto nel passaggio dal biennio al triennio, ma che gli dà poi la possibilità di introdursi all'interno del mondo del lavoro con una consapevolezza e una conoscenza utili e spendibili in termini di certificazioni, in termini di abilità che poi possono utilizzare. Sono 3 anni di acconciatura e estetica, 2 corsi separati, più il quarto anno a parte, in cui fanno sia l'estetica e l'acconciatura sempre divisi, che li preparano al mondo del lavoro. Allora, noi offriamo agli studenti delle scuole medie un corso tecnico e professionale e anche l'istituto tecnico superiore. Sono 3 corsi differenti, formiamo persone diverse, ragazzi diversi che hanno a che fare col territorio, l'ambiente e le produzioni agroindustriali. Abbiamo sia il corso tecnico, quindi formiamo dei professionisti capaci di fare consulenza alle imprese, consulenza sul lavoro e essere pronti a lavorare nel territorio. Ragazzi del corso professionale operativi nei servizi dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e l'istituto tecnico superiore relativo alle trasformazioni agroindustriali. Allora, siamo una scuola professionale che si trova a Bassano del Grappa. Abbiamo 3 settori nella nostra sede: la ristorazione, il benessere e il tecnico commerciale, operatore alle vendite in pratica, con la possibilità di raggiungere il diploma frequentando anche il quarto anno. Il nostro obiettivo è quello di offrire dei percorsi didattici anche individualizzati per una maggiore inclusione dell'utente. Nella nostra scuola sono presenti 5 indirizzi tecnologici ed economici. I primi 3 indirizzi sono economici, i primi 4 indirizzi sono economici, scusate. Il primo amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, relazioni internazionali per il marketing e turismo. L'ultimo indirizzo è quello tecnologico ed è costruzione del territorio, che sarebbe l'antecedente dei geometri. Essendo l'Arturo Martini un istituto tecnico, ti dà la possibilità sia di trovare subito lavoro molto facilmente dopo 5 anni di scuola, sia di andare all'università e affrontarla al pari di qualsiasi altro studente che ha fatto magari un liceo. L'Istituto Tecnico Tecnologico Barsanti, che è sito a Castelfranco Veneto, offre un percorso di diploma di 5 anni in materie scientifico-tecnologiche. È composto da un biennio comune dove vengono date le basi sia da un punto di vista umanistico che scientifico e poi un triennio di specializzazione con alcuni percorsi che si possono scegliere tra questi che potete vedere anche qui. L'articolazione offerta è meccanica, meccatronica ed energia, elettronica ed elettrotecnica, trasporti e logistica, informatica e telecomunicazione. Allora, la nostra offerta formativa include diversi indirizzi, gran parte dei quali hanno un percorso triennale. L'unico con offerta al momento di 4 anni è quello di autoriparatore, che ha un percorso molto completo appunto delle novità con l'auto, il motore ibrido, il motore elettrico. Dopodiché abbiamo il settore dedicato alla carrozzeria, l'addetto alle vendite, l'operatore addetto agli impianti elettrici sia civili che industriali, l'operatore alle macchine utensili, il termoidraulico. Ecco, questi sono i vari indirizzi che è possibile imboccare, sempre naturalmente di concerto con quella che è la richiesta del mondo del lavoro, del mercato, dell'occupazione. Sì, allora la scuola Marco Polo di Casa di Carità Arti e Mestieri offre 4 percorsi in uscita che sono per addetto alle vendite, e-commerce, il panettiere e pasticcere, quello che è per noi l'operatore agricolo e anche quello della trasformazione agroalimentare.
Gli ultimi 2 percorsi sono quelli che noi riserviamo ai ragazzi certificati dall'ASL per poterli inserire all'interno di un percorso guidato che li accompagnerà verso il mondo del lavoro, accompagnati sempre dagli operatori esperti del settore. Dunque, la vostra è un'offerta didattica? La nostra è un'offerta. Intanto io mi chiamo Caterina Vizzotto e sono la dirigente didattica dell'IRIGEM, scuola di formazione professionale che ha la sua sede centrale a Rosà, provincia di Vicenza, mentre ha un'altra succursale che è a Bassano del Grappa. Abbiamo una formazione rivolta sia ai ragazzi che escono dalla scuola media, quindi post diploma delle medie, sia concorsi di formazione invece superiore per persone che hanno raggiunto già la maturità e hanno un titolo di studio. Lavoriamo anche con i servizi al lavoro, con l'orientamento, perché siamo accreditati in tutti e 4 gli ambiti che la Regione richiede. Mentre per i ragazzi l'offerta formativa ha questi 4 piloni che sono informatica, grafica, acconciatura ed estetica in 2 sedi separate e che sono aderenti al mondo attuale del lavoro e soprattutto in sinergia col mondo, perché lo scopo principale qual è? Quello di portare i ragazzi a vedere una visione della vita che li porti a operare e quindi a trovare un modus, di un approccio al lavoro con le competenze necessarie. Allora, la fiera è organizzata da 9 comuni della Pedemontana, del Grappa e dell'Asolano, che si sono riuniti all'interno di una convenzione Insieme per il Lavoro che abbiamo firmato nel 2020 e ha lo scopo appunto di portare delle azioni innovative per facilitare l'occupazione nel nostro territorio.